Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati agli Stati Generali di City Vision, progetto che nasce da Bloom e Padova Hall per raccontare quelle che sono le città intelligenti. Che cosa significa oggi essere una città intelligente? Un progetto sostenuto anche dal Comune di Padova e patrocinato da ANCI. Come sapete, noi siamo qui da questa mattina, in realtà abbiamo avuto veramente una mattinata molto intensa di lavori, abbiamo parlato di internazionalità, abbiamo parlato di open innovation, di dati, abbiamo chiaramente sviscerato tutto ciò che si poteva in materia di PNRR, ma anche di transizione green. Abbiamo dato voce alle aziende, abbiamo dato voce ovviamente alle amministrazioni, sia a quelle più grandi che a quelle più piccole. Ecco, procederemo a passo spedito anche questo pomeriggio, avremo due verticali, uno realizzato in collaborazione con PA Social e dedicato principalmente a quello che è il cosiddetto human touch, ovvero il lato umano appunto della pubblica amministrazione, e poi a questo seguirà invece un approfondimento su quello che è il futuro dell'energia e il futuro della mobilità, in questo caso realizzato in collaborazione con la rete dei comuni sostenibili. Parallelamente vi ricordo che comunque continuano anche tutti i lavori al piano superiore, quindi ci sarà per voi la possibilità di visitare l'Innovation Village, quindi diciamo questo villaggio appunto dell'innovazione dedicato alle start-up di City Vision, ma ci sarà anche la possibilità di partecipare ai City Vision Talks, quindi questi approfondimenti molto verticali, appunto molto concentrati su alcune tematiche. Ma adesso io non vi rubo veramente altro tempo, anzi mi scuso per il ritardo con cui abbiamo iniziato e invito subito qui con me il giornalista del Sole 24 Ore Luca Tremolada, che intervisterà Luca De Pietro, direttore strategia ICT, agenda digitale e sistemi di comunicazione della Regione Veneto. Buon proseguimento. Grazie, grazie Silvia. Allora, buongiorno, bentrovati. Luca De Pietro alla mia sinistra, direttore strategie ICT della Regione Veneto. Buongiorno, bentrovato. Ci possiamo accomodare, intanto non abbiamo slide e facciamo una chiacchierata in grande serenità. Allora, mi presento, io sono un giornalista del Sole 24 Ore, sono un tech report, così si dice, insomma, un giornalista di tecnologia, però insomma da alcuni anni faccio il giornalista di dati e il fatto di essere un data journalist cosiddetto ha spinto gli organizzatori, che ringrazio, ad avermi qui per fare due chiacchiere con lei, anche perché insomma voi avete da poco come Regione Veneto varato l'agenda digitale e all'interno di questa agenda i dati hanno un'importanza non secondaria. Allora dico una cosa che non era nei copioni, però durante il Covid, dovete sapere, noi come Infodata, io tra l'altro gestisco anche all'interno del Sole Infodata, che è questo luogo di data journalist, prendevamo i dati dalle regioni sui Covid, no, i positivi, per fare delle mappe, per fare delle illustrazioni. E ho vissuto con grande difficoltà, vivendo a Milano, il fatto che insomma a Milano non avevamo dati, o ne avevamo pochissimi, in Veneto c'era un dettaglio sullo singolo ospedale. Per cui insomma mi fa piacere, perché entriamo già nel merito di una regione che i dati li ha sempre utilizzati, non nel senso che ce l'abbiamo anche a Milano, ma li ha pubblicati. Questo è un po' il passaggio, non è che in Lombardia non c'erano i dati, che però non li rendevano disponibili in formato open. Beh, intanto grazie. Io inizio portandovi i saluti dell'assessore Calzavara, che doveva essere qui, doveva farla lui l'intervista, ma sono giorni di legge di bilancio e quindi è in Consiglio regionale. Come sapete il Veneto poi sta discutendo anche dell'addizionale IRPEF, quindi sono giorni molto impegnativi. Complimenti agli organizzatori, perché è il terzo anno, se non ricordo male, che ci troviamo qui e ci fa veramente come Regione essere partner di questa iniziativa e vedere che City Vision sta crescendo non soltanto in termini di numeri, ma di credibilità e anche di efficienza nella comunicare cose interessanti. Parto dalla fine. I dati al netto delle metafore che sentiamo, sono fondamentali e noi siamo stati in questo sicuramente forse più bravi o più attenti di altre regioni a usarli meglio durante il periodo pandemico, come dicevi tu, anche perché abbiamo iniziato veramente io ricordo che la prima DGR, questo delibera di giunta che parlava di open data è del 2011. Noi siamo la seconda regione, aveva iniziato il Piemonte, c'era un movimento negli Stati Uniti con il governo Obama che si chiamava Open Government e noi in Italia eravamo tra le prime regioni a abbracciare quest'idea che i dati fossero prima di tutto un meccanismo di trasparenza e quindi sicuramente fondamentali. Secondo elemento di partecipazione
perché se tu hai dei dati puoi costruire dinamiche di partecipazione. E terzo, non marginale, i dati possono essere leva per sviluppare servizi anche da quello che è considerata la società civile. Io ho un ricordo insomma, ho seguito il tema degli open data da vicino, che all'inizio c'erano solo i numeri delle farmacie, però non c'era la geolocalizzazione, per cui avevamo questi elenchi infiniti di farmacie con gli orari, però la cosa bella era metterle su una cartina in modo tale che capisci qual è quella più vicina, quando apre, Ci è voluto 2 anni buoni, ecco. Ci vuole tempo, ci vogliono competenze, che è un tema sul quale dentro la programmazione si può fare di più, e ci vuole anche la volontà politica. Ecco, mi ricollego un po' alla tua prima domanda. E come agenda digitale noi siamo arrivati a definire la nuova agenda digitale 2025, avevamo quella fino al 2020, adesso ci siamo dati una programmazione 2025, ovviamente che in qualche modo traguardi il PNR ma vada anche un po' oltre. E mi preme sottolineare 3 cose di questa nuova agenda digitale del Veneto 2025. Il come l'abbiamo fatta, il cosa contiene e un po' perché secondo noi è importante. Ora, il come arriva un po' da questa idea che hai già detto tu prima, attraverso un percorso aperto. Abbiamo fatto 9 incontri sul territorio, 750 persone coinvolte, più di 30 workshop, per costruire un po' anche qua una dinamica partecipativa su questo documento strategico. Che cosa contiene? Ecco, abbiamo giocato con quello che noi chiamiamo un approccio duale. Dentro ci sono servizi operativi che aiutano i comuni a fare i pagamenti, a pagare l'IMU, a pagare le bollette, ma dentro c'è anche la space economy, c'è la rete quantistica per la cybersicurezza. Cioè noi dobbiamo riuscire a contemplare, a creare una soluzione, una pianificazione che sia in grado di rispondere alle esigenze reali, quotidiane del nostro territorio, ma nel contempo dobbiamo guardare avanti. E il terzo aspetto, che secondo me è fondamentale, tutta la nuova agenda digitale evento è costruita sull'idea che il digitale è comunque lo strumento, non è il fine. E abbiamo individuato tre vision, 3 visioni fondamentali. Cioè noi vogliamo costruire un Veneto più attrattivo per chi ci vive, per le imprese, per i giovani. Vogliamo costruire un Veneto più sostenibile, soprattutto dal punto di vista ambientale, ma non solo, e vogliamo costruire un Veneto più inclusivo. Queste 3 vision, queste 3 parole d'ordine trovano in digitale uno strumento. Ecco, dare al digitale il giusto ruolo, ma sempre dentro una cassetta degli attrezzi. Mi aiuti a fare un titolo giornalistico, per cui una super sintesi. Visto che parliamo di agenda digitale, qual è il primo punto nell'agenda a cui date più importanza e che sarà il primo visibile per i cittadini e le imprese? Il primo punto fondamentale, secondo me, è una cosa magari un po' banale, le competenze digitali. Noi non possiamo fare un salto come territorio, come cittadini, come paese, se non investiamo in competenze digitali. Noi lo stiamo facendo, abbiamo una rete noi le chiamiamo palestre digitali, cioè di spazi in cui le persone vanno lì e conoscono, non tanto imparano a cliccare, che ormai tutti noi sappiamo cliccare sul touchscreen, ma imparano a cliccare e a capire che se clicchi in un certo modo hanno conseguenze in termini di sicurezza, di privacy, magari di spostamento di denaro. Ecco, questo tema delle competenze digitali, che vede purtroppo tutta l'Italia estremamente arretrata, è un tema fondamentale. Noi dobbiamo partire da questo per consolidare tutto il resto. Ma un dato che mi aveva colpito, io ero poche settimane fa un convegno sulla PA e mi dicevano che nella pubblica amministrazione mancano 1 milione di competenze, cioè non 1 milione di lavoratori, ma 1 milione di persone che sanno fare cose nel digitale. Ecco, che se ci pensate, no? Vi ricordate il 1 milione di posti di lavoro di Berlusconi di un bel po' di anni fa? E siamo da quelle parti lì, anzi il tema è 1 milione, vuol dire che sono nuovi mestieri e qualcuno che li formi. Hai perfettamente ragione. Allora, noi arriviamo da un ciclo difficile anche dal punto di vista economico complessivo, per cui da una parte abbiamo un'età media di 52 anni nella pubblica amministrazione, dall'altra parte purtroppo soltanto negli ultimi 2 anni siamo riusciti a riavviare anche processi di selezione con i concorsi, però nel contempo il mercato del digitale è esploso, quindi la concorrenza del mercato è veramente molto forte, per cui riuscire ad attrarre nella pubblica amministrazione competenze digitali non è facile, non è veramente un'operazione facile.
Qualche cosa sulla Smart Region. Allora, smart è una parola come un elastico, no? Poi a noi giornalisti piace tantissimo, anche corta, sta anche nei titoli di giornale, per cui la usiamo anche a casaccio. Però invece nel vostro caso, che cos'è la Smart Region? A me interessa più la parola region, ma non perché sono della regione Veneto, ma perché noi siamo partiti da una considerazione. Le smart city si occupano di mobilità, inquinamento, energia, ma sono tutti fenomeni che in realtà non è che si limitano al perimetro amministrativo di un'amministrazione, del comune di Padova, del comune di Venezia, del comune di Treviso. Allora, 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, siamo partiti con l'idea di creare un'unica regione smart, perché la volontà era di provare a mettere assieme in un'unica piattaforma i dati, e ci stiamo riuscendo, che mettono assieme il Comune di Verona, il Comune di Vicenza, il Comune di Padova e il Comune di Treviso. Quindi l'idea è di superare i confini amministrativi, di avere un unico sistema in grado di fare ingestione di dati, elaborazione, attività predittive su scala regionale, proprio perché partiamo dall'inquinamento, il fenomeno di inquinamento che ormai riguarda tutta la pianura padana, non si limita agli stessi confini, quindi la scelta e i dati che servono magari a Padova possono arrivare in qualche modo da Vicenza e viceversa. Quindi questo è il primo passaggio, cioè cominciare a ragionare alla logica di territorio più ampio, di area vasta. Il secondo passaggio, non banale, è stato quello di mettere assieme 50 comuni, perché non l'abbiamo fatto solo con i comuni capofili, i comuni capoluogo, l'abbiamo fatto con tutti i comuni limitrofi a questi che ti citavo, proprio perché mettere assieme le competenze di tutti quelli che operano sul territorio ci fa fare un salto di qualità. Ultimo aspetto su cui stiamo ragionando e che devo dire secondo me è la parte più difficile e non è la parte tecnologica, è quella che noi chiamiamo la data strategy. Io sto raccogliendo dati, ma che regole mi do poi per condividerli? Questo è un tema su cui veramente, secondo me, bisognerebbe cominciare a ragionare a 360 gradi. I dati del parcheggio del Comune di Treviso che io raccolgo e il Comune di Treviso usa perché sono suoi, con quali modalità io li condivido con gli altri? Quindi, ecco, ma su questo punto, che attenzione, quello di cui stiamo parlando oggi su scala nazionale è un tema gigantesco, di grande importanza. In questo momento tutto il business degli open data non ha funzionato per una semplice motivazione: che non ci fidiamo. Cioè le aziende, faccio un esempio, non si fidano a rilasciare i propri dati perché vuol dire anche trasferire delle informazioni sui propri dipendenti, sul proprio business, magari dei segreti industriali. Cioè manca, e questa è una domanda che volevo chiedere, cioè manca un contesto normativo di standard, chiamiamolo, cioè insomma qualcuno che dall'alto dica: sapete che c'è? I dati li diffondete in questo modo, con queste informazioni, l'Excel lo dovete fare così, e noi vi garantiamo che non c'è retroengineering che tenga. Cosa vuol dire retroengineering? Che io non riesco, dica se dico bene, dal dato che voi diffondete ad arrivare al bilancio piuttosto che al singolo dipendente. È così. sicuramente allora, una data strategy corretta non può prescindere da quello che noi chiamiamo una data authority. Qualcuno, come dici tu, che definisca e che regoli il traffico. No? Ci sono esperienze interessanti, adesso non vorrei citare la Lombardia con l'Exploit 015 che continua con alti e bassi, perché poi anche le cose che non vanno sempre bene ti danno degli spunti. Però tu hai toccato un tema veramente fondamentale. Noi chiediamo a una pubblica amministrazione con costanza, anche con delle normative, di aprirsi i dati, ma ci sono tantissimi dati nei sistemi delle aziende private che potrebbero diventare veramente utilissimi, non solo al sistema pubblico, ma anche ad altre imprese. Ecco, qui veramente lo sforzo culturale deve andare di pari passo con lo sforzo normativo. Da una parte ovviamente... Ci vuole qualcuno che dice adesso si fa così. Sicuramente sì, ma bisogna, io per impostazione sono un po' più liberale, è vero che ci vuole qualcuno che dica che dobbiamo fare così, ma bisogna anche far convincere le persone che condividere dati di un certo tipo è un valore per tutti. È veramente un valore per tutti. Un altro aspetto, prima di congedarla e di ringraziarla, che volevo insomma che ci raccontasse. Stiamo adesso sul mondo dell'energia, che è un mondo chiaramente che ci interessa da vicino, se non fosse altro perché abbiamo letto ultimamente le nostre bollette. Stiamo sulla sostenibilità. Che piani ha la Regione sul fronte dell'idrogeno, che è una delle... Non la vorrei dipingere come una speranza perché non lo è, però è sicuramente un'alternativa.
Beh, noi abbiamo sicuramente un'iniziativa, uno dei progetti del PNRR regionale, progetti bandiera che sono stati individuati su Porto Marghera riguarda l'idrogeno, e sicuramente questo è un tema di frontiera importantissimo. Mi ricollego a quel punto che dicevi, no, sostenibilità e digitale. La settimana scorsa, in realtà 5 giorni fa, abbiamo presentato a Padova uno studio molto interessante che abbiamo fatto con l'Università di Padova sulla sostenibilità di un data center, e in particolare per capire quanto un data center, qual è l'impronta ambientale che produce. E uno dei risultati più importanti che questo studio mette in evidenza è che dei dischi SSD sono più performanti, ma producono più CO2 di un disco tradizionale. Gli SSD, spiego, sono quelli Sì. più avanzati, quelli dove sono più veloci, ecco. Esattamente, no? E io ho fatto il mio intervento in questo convegno dicendo: forse è arrivato il momento di cominciare non solo a ragionare alla sostenibilità dei data center come gestori, perché noi abbiamo un data center, ma ribaltare anche all'utente finale la possibilità di scegliere: vuoi un servizio un po' più lento che produce un po' meno CO2 o un servizio più veloce che produce più CO2? Anche qui quindi il tema della consapevolezza dell'impatto ambientale e digitale è fondamentale. Ecco, secondo me questa è un'altra sfida che ci dobbiamo, è strettamente connessa col tema energetico, perché l'altro elemento ovviamente che incide moltissimo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dei data center è che tipologia di energia usi. Moltissimi si stanno orientando sulle energie rinnovabili, ma sappiamo benissimo che queste energie rinnovabili per il momento non sono in grado di coprire tutto il fabbisogno che abbiamo. Tra l'altro, se mi consente, qua c'è un tema strategico, perché quando è iniziata la crisi dell'energia delle materie prime, no? C'è stato un momento in cui qualcuno ha detto: no, ma fermi tutti, noi abbiamo parlato di transizione tecnologica, che vuol dire accendere computer, cloud computing, no, dobbiamo spegnere tutto. No? Cioè vi ricordate la decrescita felice? In realtà, attenzione che la transizione ecologica e la transizione tecnologica si parlano perché uno misura l'altro. Sono due facce della stessa medaglia. Esatto, cioè noi con il digitale, ma questo se lo lancia lei è più credibile, cioè noi con il digitale cosa riusciamo? Riusciamo anche a fare una scala di priorità, capire quali sono, diciamo, i settori energivori e quindi dove trovare degli strumenti per creare efficienza, e quali invece dobbiamo banalmente decelerare. Certo, questo Tutto qui, no? Cioè, questo è il cuore del ragionamento. Il digitale rappresenta uno di quegli strumenti fondamentali per permetterci di gestire, monitorare, controllare ed efficientare tutti i diversi sistemi. Io dico sempre: qualcuno sarà arrivato in stazione stamattina a Padova, ha preso una bici ed è venuto qui, ma per prendere quella bici ha aperto l'app, si è attivato l'app, è arrivato qua. E quindi è diventato sostenibile perché magari non ha preso un taxi e quindi non ha fatto fare una corsa, adesso magari i taxisti adesso mi odiano, però ha usato il digitale. L'uso dell'app, il micropagamento che gli è stato garantito da quell'app ha generato un'impronta che ovviamente andremo a calcolare con gli anni, ma sarà sicuramente inferiore di quella dell'automobile. Quindi il digitale è l'altra faccia della sostenibilità, o è sicuramente uno degli strumenti fondamentali. Vanno di pari passo, noi li abbiamo visti per troppo tempo disgiunti, noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni.